dopo di questo suo lavoro perché ci racconterà questa sua esperienza, però adesso c'è un'altra esperienza che racconta al pubblico d'insieme il signor Enrico Guarneri Litterio. Eccolo qua, signor Litterio. Buonasera. Abbiamo raccontato questa storia della tragedia della Costa Concordia. Ho sentito parlare, tutta questa cultura la lingua. Ho cercato, non sono bravo di parlare in inglese con quel poco che ricordo della scuola. Sì, sì, ma How are you? How are you? How are you what? No. How are you? Are you fine? Ma lei, Are you fine? Fine? Che faccio? No, che fa? Si sente bene? Sì. Ma dico, ma lei... Do you feel alright? Che mi fai? Sì, all right, lasciamo stare. Ma lei diceva? Ma lei diceva, non è che ci incucchiamo queste parole. No, quello che so dico. No, perché sa, mi arrangio. Perché sa, signor La Rosa, a proposito sì. del lavoro, sì. a proposito del lavoro e della lingua, sì. lei lo sa che io ho un certo rapporto diretto con il mio sindaco del mio paese. Sì, lei è una persona conosciuta anche perché fa la televisione, quindi va dal sindaco direttamente, ci può parlare proprio in maniera diretta. Diretta, sì. io... Lei ci parla, scusi, col suo sindaco apertis verbis. Lei parla col suo sindaco apertis verbis. Dice, bello, apertis ci parla. Esatto, apertis senza peli sulla lingua. Bravo. E io ci sono stato. Sì. Io proprio di recente ci sono stato perché io non lo so, qua all'ABC, a Catania, qua ce ne sono che vengono da tanti paesi. Come no? Ci sono tanti paesi, li abbiamo salutati prima, Santa Croce Camerina, per esempio. Camerina. Sì. Posto bellissimo, abbiamo, eccoli là sotto, ma ce ne sono tanti. C'è Scaletta Zanclea, abbiamo detto. Zanclea, poi abbiamo Caltagirone, prima, le ceramiche più Fiume belle Freddo, del mondo. Sono tanti. Lentini, insomma, come sempre tanti paesi. Lentini è provincia di Siracusa, però è più vicina a Catania che a Siracusa. Ecco. Siracusa. Però voglio dire che, insomma, così come un nome paese, anche in questi paesi nobilissimi che lei ha nominato ora, perché ricordatevi che per ognuno il suo paese è il più nobile del mondo. Ma non c'è dubbio, le origini. L'attaccamento, le radici. Le radici. E non bisogna tagliarle le radici. Mai. Perché come una pianta, se ci tagli le radici muore, un cristiano ci tagli le radici muore. Io, nel mio paese, come penso, spererei di no, ma penso anche nei vostri paesi, ci abbiamo problemi di lavoro. Il problema del lavoro è un problema serio, adesso parlando di una cosa seria, il lavoro è un problema... E io, signor La Rosa, ci sono andato a parlare, avete sentito verbis? Sì. Apertis verbis. Apertis verbis? Sì. Con mio sindaco, guardandolo negli occhi dritto. Sì. Dice, signor sindaco. Signor sindaco. Qua parlo a nome di tutti i miei paesani. Giusto. Punto. Virgola. A capo. Bravo. Così, proprio chiaro. Una zerpa lo centro. Anche. Abbiamo bisogno, signor sindaco, di lavoro. Abbiamo bisogno, signor sindaco, di travaglio. Sì. Abbiamo bisogno, signor sindaco, di stipendi, abbiamo bisogno di salari, abbiamo bisogno di paghe. Abbiamo bisogno di sicurezza nelle strade, abbiamo bisogno di certezza nel futuro, abbiamo bisogno che la bolletta dell'Enel scala, abbiamo bisogno che la bolletta del gas scala, abbiamo bisogno che l'acqua viene tutti i giorni, abbiamo bisogno che la munita si picchiano tutti i giorni, mentre un mio mi si gioia, te ne chiama Donna Lourdes, non è che te ne devono di mia. Hai capito? Ma che modo di ragionare? Voi ridete perché la cosa sicuramente vi fa ridere, però io invece faccio una bella riflessione e dico una cosa seriamente. Questo signore, cioè il suo sindaco, anziché dirle signor Litterio ha i suoi problemi, ci penso io, se ne è lavato le mani. Signor La Rosa, scusi, non per contraddirla, ma io ci ho detto di più. Bravo. Ci ho detto, signor sindaco, ma come lei, anziché di dirmi signor Litterio ha i suoi problemi, ci penso io, lei che se ne lava le mani. No, scusi, questo è quello che ho detto io esattamente qualche istante fa, ho detto le stesse parole precise. Ma che stiamo domandando, fratelli gemelli semese da là? Può essere, ma questo è quello che direbbe ognuno di voi andando da un sindaco che dice a me non interessa, fai quello che vuoi. Però io devo dire che del resto, caro Litterio, quando tu sei andato a votare, dice, non è che te ne sei andato nella grotta della Madonna de Lourdes, tu te ne sei andato a votare in dei seggi, che poi io udai a dita, sei seggi così forte. Ma che c'entra? Che io lo dovevo capire. Ma che c'entra? Ma che dice? Si chiamano seggi elettorali, ma si vota all'impiedi. Ha sbagliato un uomo. Chiamatela a dita, così si chiamano. I tesori c'erano una settimana. Vabbè, comunque, insomma. Però
Però mi ha detto che siccome io mi immaginavo di questa osservazione, sì, di questa richiesta, sì, dice, ho nominato un assessore giovane che è in grado di soddisfare queste richieste. Bravo. Perciò lascio il sindaco e me ne vado a parlare con l'assessore giovane. Quindi lei ha cambiato stanza? Non dà stessa stanza. C'è una scrivania sindaco e una scrivania assessore. Sì, però perlomeno ha cambiato persona, no? No, sempre io, sempre sindaco. Se ne vado a banna, si cancia la giacca e viene come la giacca da e diventa assessore. Fa tutto così do comune. Ho capito. Per sgavetare, fa per risparmiare. E quando ha un telefono in mano che fa? Fa il centralinista. Ah, ho capito. E quando sta all'impiedi? L'usciere. Tutte cose lui. Tutto così, lei telefono come comune, risponde lui, dice pronto, centralino del comune, dice c'è il sindaco, aspetti che vedo. Va bene. E mungi buttoni, e sono l'altro telefono. Se rispondi c'è, se non rispondi anche. Ah, ho capito, vabbè. Questo nel suo paese così, succede, sì. Tutto così. Tutto così. Perciò, come mi viste come assessore, forse come assessore non mi avevo visto mai, ma mi feci i feci, abbracci, pacchi sopra le spalle, picciolone in da faccia. Ma se l'aveva visto appena prima, come sindaco, lo so, come assessore forse non mi avevo visto mai. Ma sapete delle cose simpatiche, ma che mi ballano in da faccia. No! Ma che assessori avete al vostro comune? Che sindaci avete? Lei mi fa ridere, Io ci stavo dando un pugno da fatto gigante se non mi trovo travaglio. E ci spiegai la situazione. Appena ci ho spiegato la situazione, dice purtroppo la situazione è combinata male. Purtroppo di tutto il mondo, di tutta l'Europa, di tutta l'Italia e di tutta la Sicilia. Però, perché siccome dice vediamo quello che possiamo fare. Abbiamo con più terra? Sì, in terra, sopra la tavola, come lo stanno secchi soldi. Senta, si mette sul tavolo, non sta per terra, ma si chiama computer. Computer. Scusi, dottore, non sapevo. Prego, signor Littelli. È il laureato che io non so. Non ha importanza che io sia laureato o meno, non interessa a nessuno. Quando pezzicatta che ha un bagatandomo ti sento tutto cacoccio. Non mi sento cacoccio, l'ha fatto, non mi serve. Mi faccio streganacchia mio che si vanta, questi atti di vandalismo con me non li deve fare, che io non me lo merito, perché io sono uno dei nostri. Lei è uno dei nostri, io le voglio bene e proprio perché le voglio bene cerco di migliorarla. E tante persone, ma zicca io mi fa davanti a tante persone. No, ne parliamo. Va bene. Il Signore non paga il sabato. Va bene. Speriamo che paga in altri giorni, non lo so. Va bene. Lasciamo stare. Arrivato a questo punto, acceso in computer, che si collega su Ethernet in 4 e 4. Si collega sul tetto della casa, che è fatto di Ethernet. Ma io ci andare alla scrivania del computer. Cioè con Ethernet e c'è il mondo a portata di mano. E allora quello che le permette di avere il mondo a portata di mano, come tutti sanno, anche i più piccoli, aiutatemi, si chiama Internet si chiama. Tutti laureati? Non lo so se sono tutti laureati, non importa. Ma comunque. Mi fanno i chioma, carino. Vabbè. Ma il Signore non va che venerdì. Non va mai, che è? Basta, si collega con internet, si collega con internet e si mette nella pagina del Sole per 24 ore. Il Sole 24 ore, sì. E mi va a dire subito, seduta all'istante, dice in questo momento risulta che in Italia i mestieri più sicuri per lavorare, se voi volete pigliare appunti, perché da Ville sono 3. Sono 3 mestieri. Mi disse primo mestiere. Uno che aveva un garage, un appartamento, una bottega, o si affitta, o se ce l'ha, deve aprirsi un negozio e fare il look Mac. Questo look Mac. Quando loro ridono in maniera così aperta, vuol dire che non hanno capito, e non ho capito neanche io. Mi spieghi bene, fare il... L'assessore mi ha detto che il mestiere sicuro per travagliare è fare il look Mac. Allora guardi, non abbiamo capito, non vada avanti, non abbiamo capito, non le permetto di andare avanti. Mi faccia tutto laureato, non hanno capito. Mi faccia lo spelling, forza, faccia lo spelling. Mi faccia lo spelling, dai. Spellare? Non deve spellare niente, deve fare lo spelling, prendere la parola che lei ha appena pronunciato e ripeterla lettera per lettera, così forse noi capiamo. Prego. L'assessore mi ha detto. Questo l'avevamo capito.
Mestiere, per sicuro lavorare e con garage fare il look Mac. Questo look Mac. Lei non è anglosassone, lei non è anglosassone. Se è una mala parola c'è lei. Lei non parla bene la lingua anglosassone, lei non parla bene l'inglese, e l'inglese, lo dicevamo prima, è il futuro, quindi a questi ragazzi, a queste ragazze che sono qui presenti dobbiamo spiegare che l'inglese è importante e per parlare bene inglese è importante la postura. Sì, perché un bastone, un procurare lo porto capo. Mi segua, è importante la posizione, guardi, lei deve divaricare bene le gambe, portare in avanti il braccio destro, aprire il palmo della mano, aprire la bocca, tirare fuori la lingua e farla vibrare. Gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperto, bocca aperta, lingua fuori e farla vibrare. Mi pare un dirasciato. Stia attento. Un serpente sembra. Gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperto, bocca aperta, lingua di fuori. Il look maker. Menga. Lo faccia lei. Lo faccia lei. La prego, lo faccia lei. A me pare una fesseria. Non è una fesseria. Se queste ragazze, se questi ragazzi poi un domani parlano inglese lo devono anche a questa spiegazione. Ma l'assessore questa cosa è nata? Ma perché l'assessore non lo sa? Allora, per favore, gambe divaricate. Allora, l'assessore mi ha detto che per fare questo mestiere va bene così? Sì. Gambe divaricate. Uffici. Più divaricate. Più divaricate ancora. Ancora un po' più divaricate. Che faccio? Faccio la spaccata, andappo gli organi genitori in terra? A così ce la faccio tutta così a serata? Gambe divaricate, braccio destro avanti. Avanti, più avanti, ancora più avanti. Ma più da sotto? A così me ne sto un russo con russo non dici? Gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperto, bocca aperta, lingua di fuori. Più fuori, più fuori. Basta, finivo, che stai io? Che hai una palla di fico d'India che ne sa non mi segue, non mi segue, non mi segue. Gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperta, bocca aperta, lingua di fuori, la faccia vibrare, forza, la faccia vibrare. Che? Ah, vibrazioni prima, durante o dopo? Ovviamente durante, mentre parla, mentre pronuncia, forza, via. Fare il... Di più, di più. Bravo. Vede che quando si applica le cose le sa fare. Vede che se io mi applico con lei le cose vengono fuori. Oh. Senta, e che cos'è questo look maker? Questo look maker è quello che lavorando seriamente, documentandosi e vegliandosi, è in grado di trasformare le donne da brutte a belle. E perché non lo fa? Io, che avevo sta capacchietana, aveva trasformato mia moglie già. Ha ragione, lei. Questo primo mestiere e già lei l'abbiamo messo da parte. Non lo può fare. Secondo mestiere. Secondo mestiere. E pare che c'è una grande richiesta ai giovani, soprattutto, scrivete, pigliate appunti. Fare seriamente, occuparsi seriamente di traduzione. Dall'italiano al cinese e dal cinese all'italiano. E lei come fa? Comincio a sapere l'italiano. No! Io pensavo che lei avesse problemi col cinese. Ma no, il cinese partendo da zero qualche cosa ma un cigno. Ma con l'italiano è una confusione. E allora, neanche questo secondo mestiere lei lo può fare. Terzo mestiere. Speriamo che possa essere utile. Udite. Chi c'ha la possibilità. Sì. Non sto scherzando. No. Ve lo giuro. Aprirsi un sexy show. Che cosa, scusi? Aprirsi un sexy show. Ah, ho capito, un chiosco di bibite, Lei si vuole aprire un chiosco di bibite? No, Seltz. No, Ho capito, seltz, limone e sale, tamarindo, marina al frutto, completo, sciroppo. No, seltz. Acqua seltz. Sì. Che? Non lo capisco. Quando si parla di sesso qui, è a mezzo mare, canata. Ma non il mare nostro, l'oceano. Ma perché? No, il mare nostro. Ma perché, scusi? Yolla Rosa, lei, intanto ci dico una cosa da profondo, non si deve abbattere. No. Lei ci insiste. Sì. Lei vedrà che un giorno, prima o poi, lo farà il sesso. Ho capito, io insisto. Lei lo farà
Lei non dice solo parlare fino ora. Sì, finora. Lei un giorno lo farà e vedi che ci dice sto fissa. Lei appena lo farà, subito dopo verrà da me e mi dirà avevo ragione. Ho capito. Ho fatto il sesso e mi ricriai. Allora, io le sto dietro anche per questo, le sto vicino anche per questo, va bene, ci proverò. Ho capito. E allora... Sì. Scusate un attimo, ora facciamo come se fosse qualche. Così. Come? Come se fosse qualche, da trasmissione di scienza. Come? Quark, che quacchie? Quark, quella di Piero Angela. Ecco, e cosa? Piero Angela. Che sempre d'Asia. Che cosa? Che sono frate e sorelle, padre e figlia. Ma che c'entra? Io se buttavo subito a sua figlia andare. Ma quando mai questo è un giornalista serio, Piero Angela, un giornalista importante, un mio collega veramente importante. Votante? Sì. Piero Angela. Piero Angela, sì. Chi è toccato da ranno? Ma che dice? Angela. Piero Angela. Ma qual è un nome? Il nome è Piero e il cognome è Angela. Ah, ho capito. Lei come si chiama? Litterio Scalisi. E quello è. Piero è un giornalista molto famoso. Allora, facciamo un po' di quark, perché? Cosa vuole dire? Perché, signora Rosa, lei deve sapere, signora Rosa, che nella vita esiste l'uomo e esiste la donna. Su questo ci siamo. Vedo questo pubblico e lo capisce. Ma lei che cosa pensa? Che esiste l'uomo, esiste la donna, perché l'uomo se ne deve andare dal barbiere e la donna se ne deve andare dal parrucchiere? No! No, sarebbe troppo semplice. Sarebbe troppo facile. Sì. Esiste la donna e esiste l'uomo, caro signor La Rosa, perché attraverso il sesso della donna e attraverso il sesso dell'uomo c'è l'accoppiamento e la riproduzione che garantisce l'esistenza e la sopravvivenza dell'essere umano stesso, perché sto come scombaruto non lo so. Non c'è. Quindi, grazie. Che il signore se ne rende conto di questo aspetto della vita. Allora. Ora, signor La Rosa, giustamente lei che nella sua vita non ha mai fatto sesso, mi può dire, ma questo sesso che cos'è? Come si parte, come si comincia? Va bene. Allora, io ce lo spiego. Allora, vuole che le faccia una domanda? Me lo può anche chiedere, signor La Rosa. Vuole che glielo chieda? Lo può chiamare anche maestro. Va bene, la chiamo maestro. Allora, mi scusi, maestro. Sì? Ecco, sì, con lei volevo parlare. Senta, maestro, siccome io, ormai lo sanno tutti, il sesso non l'ho mai fatto. Ma non si abbatte. No. Insisterò sicuramente secondo quello che lei mi dice. Volevo sapere come faccio io, che sono scognito, a capire quando il sesso comincia. Grazie per la sua domanda, giovanotto, che mi dà l'opportunità di rispondere. Prego. Grazie. Vede, signor La Rosa, nella vita esiste la donna e esiste l'uomo. Sì. Se lei guarda attentamente la donna a cominciare e l'uomo a cominciare dai capelli a scendere piano piano lungo la fronte, poi i sopraccigli, poi gli occhi, poi il naso, poi la bocca o le labbra fino ad arrivare al babbaroccio, fino ad arrivare al babbaroccio, ora babbaroccio, il becco, il mento, che è il becco, il mento. Scusi dottore, prego, fino al mento, finalmente arriviamo al mento, lei si accorge che tra la donna e l'uomo non c'è nessuna differenza. No. Poche differenze. Anzi, mia moglie, per esempio, è precisa. Sua moglie è precisa. Basette, baffe, babba e tutto. Va bene. Ma appena lei scende sotto il mento, attraverso il collo, attraverso il petto, appena arriva proprio nel petto si accorge che c'è poca differenza fra la donna e l'uomo. L'uomo non c'ha niente, mentre la donna c'ha come due specie di spoggenze. Queste due specie di spoggenze come due specie di mele, come due specie di arance, come due specie di pere, come due specie di muningiane, come due specie di fico bafere, come due specie di orecchie da cani e gatti. Esatto, questo mi mancava. Tutte le ha raccontate, le forme possibili, fino al cane di caccia. Ognuno c'ha il suo modello. Allora lei a questo punto dice, ma come? Allora l'uomo non c'ha niente, la donna c'è una cosa in più. Il buon Dio nella sua infinita misericordia che ha fatto delle particolarità a favore della donna e contro l'uomo? No! Perché appena lei scende sotto il petto, lì attraverso la pancia, scende un poco più sotto ed ecco che lì dove sopra nell'uomo non c'era niente, c'è qualcosa che non stiamo qui a spiegare. Lasciamo perdere, che c'è una signora che già sta ridendo, si sta piegando in due. Signora, non andiamo nel particolare. Mentre invece nella donna cali liscio.
manco un punto. Niente. Scendi liscio. Vabbè. Ed ecco che il buon Dio, nella sua infinita misericordia, ha ristabilito il equilibrio. Tra uomo e donna. E questa è la differenza fisica tra la donna e l'uomo. Sì. Ora giustamente lei, giovanotto, mi può dire, dice sì, ma io come lo capisco quando comincia il sesso? Quindi vuole fatta un'altra domanda. Grazie. Io gliela faccio volentieri questa domanda, e anzi le dico ancora una volta, mi scusi, Sì? maestro. Prego. Le volevo chiedere, io che sono sempre scognito, io che sono completamente bianco. Ma io lei che c'è insiste? Sì, Un'anima pia la troverà. ci provo subito, sì, guarda. Le voglio dire, come faccio a capire quando il sesso proprio comincia e poi va a finire? Lo capisce dalla donna. Dalla donna, sì. Perché veda, fino a quando la donna e l'uomo stanno a una certa distanza, Sì. bella distante, si guardano, si ridono, ma non succede niente. Cioè, stanno lontani. Possono stare un giorno, Sì. una settimana, un Sì. mese, possono fetere. Poi Non anche succede niente. fetere, sì. Ma appena questa distanza diminuisce Sì. e aumenta, Che cosa? la distanza diminuisce Rispetto a cosa? alla vicinanza che aumenta. Che prima invece era? Prima era di meno la vicinanza E adesso di invece più è? ora è di meno la distanza e aumenta. Nella misura in cui? La vicinanza è di più della... E quindi? No, io No. Adesso che lei si è presentato con i gradi di maestro me lo spiega, perché lo voglio sapere. Allora ricominciamo da capo. Fino a che l'uomo e la donna stanno belli distanti, non succede niente. niente. Appena si avvicinano e diminuisce la distanza Rispetto a cosa? e aumenta la vicinanza. Mentre prima cos'era? Prima la vicinanza era lontananza. E quindi dopo qualche minuto come diventa? Ora è più vicino, è meno distante. Sì, ma se vogliamo andare nel particolare... No. Non sta venendo di sconcertare. Non ti parliamo più. Appena si avvicina. Oh, appena si avvicinano, che succede? Questa vicinanza che arriva quasi al contatto, ecco che avviene la lievitazione. Oh, al contatto c'è la lievitazione. E lì, E lì? comincia il sesso che lei lo capisce dalla donna. Dalla donna, io devo guardare la donna. La allora. donna, Sì. perché la donna comincia, Ida. Ida. Lei. No, se ci fuori buona film, la faccio lei. Senta, io non la so fare la donna. Se la vuole fare lei la fa, se no non si capisce. liberiamo tutti e ce ne andiamo a casa. Se la vuole fare lei, io non la so non si fare, capisce, non la non voglio si fare, non mi capisce. interessa. Avanti, Vabbè, allora, quindi la donna come sta? Come fa? Faccia lei. Mentre l'uomo... Certo, l'uomo lo sa fare bene, l'uomo lo fa benissimo lui, sì. Però giustamente lei dice, io che non l'ho fatto mai, come capisco? Quando poi finisce? Come lo finisce? capisco? Come lo capisco quando finisce, maestro? Sempre dalla donna. Sempre dalla donna. Perché la donna comincia in... e finisce in... Mentre l'uomo comincia in... e finisce... Ah, ho capito. E lo avete capito anche voi. Quindi la donna, vedo che come sempre siete intelligenti e perspicaci, la donna finisce sempre in crescendo. Bravo. E l'uomo finisce sempre in diminuendo. Soprattutto in calando. Va bene. E questo è il sesso. Oh, allora il sesso. Però questo è quello di una volta. Ah, signora Rosa. certo, questo lei È vuole il dire sesso. è il sesso canonico. Che due perrini? No, ma che c'è, non mi permetterei mai. Il sesso canonico, il sesso normale, Non quello normale. benedetto da Dio, Quello tra benedetto. uomo e donna. Però, Uomo normale, sesso normale. Una volta c'era sempre lui Sì. che cercava sempre lei. E lei che cercava solo lui. Sì. E c'era il sesso. Il sesso. Che? Ma oggi a me mi risulta Che cosa le risulta, buon uomo, maestro? Cosa le risulta? che non c'è sempre lui che cerca solo lei o lei che cerca solo a lui. No. Cosa c'è adesso? Cosa c'è? Oggi c'è lui che cerca sì lei.
Ma cerca anche lui. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Oggi c'è lei che cerca sì lui, ma cerca anche lei. Succede così, va bene. Oggi c'è lui che si incontra con lei, ma lui che si incontra con loro. Con loro. Loro che si incontrano con egli. Egli che si incontra con essi. Sì. Essi che si incontrano tra essi. Sì. Essi che si incontrano contro uno, Sì. uno che si incontra contro tutti, tutti che si incontrano tra loro, loro che si incontrano con gli altri che si incontrano con i primi. Io solo non mi incontro mai con nudo? Ma certo, Ma perché? ma certo, la spiegazione è facile, perché lei è una persona normale, una persona tranquilla e quindi con grande gioia si incontra solo con sua moglie. Bravo. Che, Va bene, tagliamo la capo che lei mi sta consumando la serata, non parliamo più di mia moglie. Quindi oggi non c'è più il sesso, cosa ci sono? ma i sessi. Per questo si apre i sessi. Allora, lei ha problemi, gliel'ho detto prima, con la pronuncia, si chiamano sexy shop. Sessi, cos'è? Shop. Oh. E allora lì l'assessore mungivo 2 bottoni e mi ha fatto vedere. Ha studiato la cinepresa. Ma come ha studiato la cinepresa? Siamo in piena diretta, che studiamo, a casa che vedono? Che cosa vendono? Cosa vendono? Le cose che non li avevo visti mai, l'assessore me l'ha fatto vedere, Sì, perché non tutti, ma tante di questi negozi si guardano con delle piccole telecamere tra di loro e tu li vedi attraverso il computer. Webcam. No, dicevo, tutti questi negozi, non tutti, ma quasi tutti, esempio 2D, 3, 4 di Milano con 2 di Roma, si guardano tra di loro la mercanzia con delle piccole telecamere. Webcam. Che tu dici, ma giù a quello. Tutti questi negozi si guardano tra di loro con delle telecamere che mi dice, mi aggiungo sta cosa che non l'ho, c'ho questa ma ne voglio un'altra. Webcam. Che minchia è webcam? Che sta dicendo? Scusa, posso utilizzare tua figlia? Scusami bimba, queste telecamere si chiamano web... Forte, dillo, webcam. La bambina intelligente lo sa. Come si chiama? La rosa sta cosa? Non si chiama la rosa, scusa, non si chiama la rosa. Io non ho figlie femmine, magari fosse figlia mia, figlia del sindaco, non è? Va bene. Che? Ma guarda di questa carusa No, perché una bambina intelligente deve stare lì. Grazie. Basta, mi ha fatto vedere le cose che vendono, che io non ci credevo dei miei occhi. No. Vendono tutti i tipi di calze. Calze, vabbè. Calze a rete, calze a strisce, calze di stoffa, calze di plastica, ecco, calze di legno, calze di cuoio. Poi vendono tutti i tipi di mutande. Mutande a pantaloni, mutande a zuava, mutande a longa, mutande a pantaloncini, mutande a presa d'aria. Fa fare la presa d'aria? Non lo so, non ci vado in questi posti, non ci vado. Quindi... Tutti i tipi di piedi di zoma. Tutti i tipi di piedi di zoma. Che cos'è il piedizoma? Piedizoma. Il cui slalom è piedizoma. La mutanda che c'è, ma non si vede. E allora è uno slip su cinta. No, quale? Su cinta si porta basso di qua. Ho capito, si chiama perizoma, non piedizoma, perizoma. Bella combacia, perizoma, per in siciliano, italiano piedi. Certo, domani le donne presenti qui vanno in un negozio di lingerie e gli chiedono al commesso, senta per favore mi dia un piedizoma. No, c'è a dire in perizoma, così che dice stuzza urdo dove una cava. Vabbè. Allora, ci sono anche i perizoma. Questo piedizoma è un... Allora. Sì. Che? Voi ci avete presente, no? Ce l'hanno presente, sì. E se c'è qualche signora che lava, chiara un attimo. Ferme! Non vi muovete, ferme! Ma che dice? Queste sono persone per bene, vengono qui a mostrare il perizoma. Ma che scienza? Chi è persone per bene? Ma che scienza? Si vergogna, signora, si vergogna. Mettiamo la tenda solo messa così. Non c'è bisogno, lo spieghi lei e così chiudiamo, per favore. Ma io perché mi ci metto? Il piedizoma è un filo. Un filo. Capace di qua. Sì. Gira tutto e torna qua. E torna. Una volta che arriva di nuovo qua, c'è a nocca o un rupo. Sì. Dipende. Sì. Poi questo filo scende davanti e accanna di dietro. Va bene. Se davanti c'è a nocca, di dietro c'è il nodo, se di davanti c'è il nodo, di dietro c'è a nocca. Va bene. Sì.
Ma che senso ha? Lo so, così, è il secondo del modello. Ma che motivo è di votare questa cosa? Lo so. Che io una volta ci ho vista nella fine, scusa, ma signora Rosa, ma come si fa a stare con due filo? Certo, non è facile. Che noi uomini, qui parlo con gli uomini, che portiamo la mutanda che da classe. Sì. Io per fare mandare mutande c'ho una foto di un cuscino matrimoniale. Lei indossa le culotte, Queste, cade con moglie, le culotte, le fiancotto, la panciotta, tutte cose. Sì. E quando al mattino ci vestiamo, se per disgrazia siamo un po' storti, è vero, si sposta l'elastico di 2 centimetri, invece di casa, una chianata, avevamo la giornata. Sì, è vero. Tutta la giornata, ne scemo per travagliare, incontriamo di gente, allora ti stavo dicendo, scusa un momento, tutto il giorno. Non sono comodissimi. No. Come si fa a stare con lui? Che io ce l'ho chiesto a una donna, perché avevo questa domanda da porci, finché un giorno ce l'ho porta questa domanda. Ci ho detto, scusa, ma questi piedi, insomma, ma perché li portate? E la signora cosa le ha risposto? Mi ha risposto che sai, è così comodo. No, donne. Questo piedizoma o perizoma può essere sexy, è sicuramente sensuale, è bello a vedersi, ma comodo no. Signora Rosa, comodo no. Che noi abbiamo un inferno per 2 centimetri. Comodo no. No. E non solo questo, e poi ci ha rovinato, signor La Rosa. Qua ce ne sono della mia età, mi perdonerete, farò l'uso di una parolina, non è? Quando io ero giovanotto, signor La Rosa, che stavo avanti al bar appoggiato a un palo di via di Sosta, aveva la mia forma precisa, palo siamo pigliati. Quando passava una bella donna, cose che lei non può capire. No, io non le capisco. Che ti pare le capirò. Pare che ti arrivava un pugno ti mancava occhiata che da distanza. Tu che cosa pensavi? La famosa frase, siamo cresciuti. Qual era? Tu la vedevi passare e pensavi, a come ci dicessi. Gioia. A come ti scicassi i mutanti. Ve la ricordate sta frase? Chi è un po' più grande lo pensava. Anni 80. Lo pensava. Titti lo pensava, una volta si pensava, ora che c'è scicato? C'è, ora. Che c'è scicato? Certo. Sì. Al massimo ci potessi dire gioia. A come da moglie a sa cordella. Va bene, d'accordo, fermiamoci qui. Neanche questo lavoro lei può fare. Invece, siccome è tutto pronto, dopo la prossima esibizione musicale, so che lei ci spiegherà come vuole arrivare alla fine del mese facendo l'assicuratore. Speriamo. Tra un po' il signor Enrico Guarneri, Litterio.